Sono Umberto Zani, autore del libro Venezia 1866-1895, Carlo Pisani, un giornalista contro tutti, lotte politiche, tradimenti, polemiche e duelli, edito nel 2023 da Mazzanti Libri. Che cosa racconto in questo lavoro? La storia dei primi 40 anni italiani di Venezia e nel contempo dell'intero paese, raccontati giorno per giorno in modo originale e diverso attraverso gli scritti e la vita avventurosa fatta di battaglie, esili, volontari e non, passioni, polemiche, duelli di Carlo Pisani, uno dei giornalisti più famosi del tempo, mai troppo amato dagli amici e molto spesso aspramente combattuto dai nemici. Scrive nel 1880 di lui il giornale satirico La Favilla. È uno strano impasto d'uomo, non gli manca la sua Dulcinea del Toboso, è la destra storica, e per farla trionfare non esiterebbe, come Torquemada, a far riardere qua e là qualche piccolo rogo di progressisti e repubblicani, contro cui ogni giorno rovescia un sacco di ingiurie, e dei quali divora uno a pranzo e uno a cena. Grazie ai suoi spesso infuocati articoli sulla Venezia, ma anche a quelli degli altri quotidiani lagunari di questo periodo, riviviamo le atmosfere, le attese, i progetti, i dibattiti politici e sociali riguardanti sia la nazione, Roma capitale ed i rapporti con il papato e i cattolici, il trasformismo parlamentare, il nuovo ruolo dell'Italia sulla scena internazionale, la ferita aperta di Trento e Trieste, che la città, con la sua trasformazione urbana, l'opportunità di un ponte translagunare, il futuro del porto, la vocazione turistica del Lido, il rilancio economico, la mancanza di una rete idrica e fognaria, l'acqua alta, la mendicità. Molti temi che hanno diviso quell'opinione pubblica di fine Ottocento sono rimasti irrisolti e sono gli stessi che ancora oggi fanno discutere. Che dire invece di me? Sono un giornalista professionista che svolge la sua attività dal 1977 in radio e TV, quotidiani, periodici, agenzie di stampa, società sportive, nonché riviste specializzate di cinema. In ambito pubblicistico ho scritto e pubblicato i libri Me ricordo de Carpenedo 2004, Ho ruggito lungo il secolo 2007, Immagini e storia del calcio a Venezia 2008, Dove sei stato mio bell'alpino 2018, nonché nel 2021 con Mazzanti Libri, Mestre e la guerra. Ho anche curato il Museo Virtuale della Regata Storica e sono ideatore e autore dei docufilm storici La Resistenza a Venezia ieri e oggi, Erminio Ferretto, Una storia al centro. Ho infine coordinato le mostre promosse dal Comune di Venezia 100 anni di calcio, storie di remi e campioni, 100 anni dello Stadio Penzo. Grazie e buona lettura.